Si è tenuta questa mattina davanti al TAR del Veneto l'udienza per discutere sulla richiesta di sospensiva in merito al ricorso di Italia Nostra che chiede di non abbattere alcuni vecchi padiglioni all'ex ospedale al mare del Lido di Venezia. Sono solo 5 i padiglioni su una ventina in tutto che la commissione regionale, dove siedono tutti i sovrintendenti del Veneto, ha autorizzato ad abbattere. Secondo gli ambientalisti, però, sono proprio quelli che rappresentano il nucleo storico del vecchio ospedale. Nelle prossime ore, la seconda sezione del TAR, presieduta da Alberto Pasi, scioglierà le riserve su una richiesta di sospensiva, fissando poi conseguentemente l'udienza di merito. Se l'istanza fosse accolta, però il progetto, che prevede la realizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di 2 resort 5 stelle e una scuola universitaria dell'ospitalità a livello nazionale, potrebbe subire dei contraccolpi. Su questo, però, il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, braccio operativo del Comune di Venezia, Beniamino Piro, è netto. Cassa Depositi, che bisogna sempre ricordare, Cassa Depositi è il quarto o quinto fondo sovrano più capitalizzato al mondo, quindi un investimento della portata di questo tipo di investitore immobiliare ovviamente non andrebbe assolutamente perso. Parliamo di circa 200 milioni che oggi in Italia rappresentano uno dei più grossi investimenti immobiliari che viene fatto sul nostro territorio, per cui insomma, un ricorso su un'operazione di questa portata francamente suona molto stonato dopo tante polemiche e tante complete rivisitazioni del progetto per far contenti proprio tutti, primis appunto i cittadini.